È stato presentato nella Sala delle Colonne di Palazzo Marini il libro edito da Albatros, con la stesura narrativa di Lucia De Cristofaro, dedicato ad uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana, Roberto Murolo. A parlarcene è l'autore, il maestro Espedito De Marino. È una bella esperienza, credo e spero che sia soprattutto un messaggio alle generazioni più giovani, perché Roberto Murolo non è stato solo il pentagramma della canzone napoletana, è stato soprattutto un modus vivendi. Io ho avuto questo privilegio di essere accanto a lui 16 anni, dall'87 al 2003, e li racconto in questo libro che, ripeto, oltre ad essere un fatto musicale, insomma, dedicato alla grande canzone di Napoli, a quella dell'epoca d'oro cosiddetta della canzone napoletana, ma soprattutto vorrei trasmettere a tutti quanti il modus vivendi di Murolo, che era fatto di grandi sentimenti. C'è un aneddoto in particolare che vorresti raccontare ai nostri telespettatori? Ma ce ne sono tanti. Lui era metodico, pranzava a mezzogiorno, la notte da qualsiasi parte del mondo voleva tornare a Napoli perché amava vivere e dormire, insomma, nella sua casa. Però l'aneddoto che mi viene adesso a proposito del pranzo è che un giorno andò a trovare la Sofia Loren, questa grande attrice che tutti conosciamo, ed era mezzogiorno meno un quarto. Lui col suo savoir-faire, con la sua nobiltà, però a mezzogiorno meno 4 minuti gli disse donna Sofia, lei è bellissima, ma io a mezzogiorno già magnà. Perché era un metodico, era un abitudinario. Dobbiamo dire che ci sono anche molte testimonianze, non soltanto appunto degli iscritti, ma anche delle bellissime foto che ricordano i momenti vissuti insieme al maestro. Io c'è una cosa, si è parlato nei giorni scorsi, non so, di testamenti di Murolo, insomma queste cose che attengono ad altri fatti. Io ho avuto una bella eredità da Murolo, non ho avuto un centesimo ovviamente, perché è giusto che sia così, però ho avuto veramente straordinari testamenti olografi che testimoniano la nostra grande amicizia. Io ho conservato almeno 500 documenti che probabilmente confermano i nostri 500 recital tenuti in tutta Italia, raccolti in questo libro dalla sua grafia, che era straordinaria. Se solo guardiamo anche la scrittura di Murolo, era fatta di grande amore, di grande amicizia, di grandi sentimenti. Bene, noi ti facciamo tanti auguri e invitiamo tutti a leggere questo bellissimo libro, Roberto Murolo, una voce e una chitarra. Grazie.